Connessione, connesseggio. Mi devo ricordare di sta cosa qua, però vabbè, così sta tenendo. Bitrate 15.000, 16.000 e si sta tenendo bene. Tutto funziona. Allora, cazzo, microfonos, a posto. Allora, puntata numero 7, non gli va giù, Giorno. Aspetta che facciamo prima. Non gli va giù. Titolo della puntata, non gli va giù. Buonasera allora, a tutti gli amici del futuro. Ok, Gianmocco. Siamo tornati. Gianmocco, siamo pronti. Non allora, giù. Due puntate abbiamo. La prossima è il 20. La prossima. La prossima. Ok. Si va. Ma di una cuffietta? Sì. Ehi no. Che cos'è? Ah, la chat di Teleparty è cambiata. Va bene. Allora, aspetta. Io condivido il link, casomai si collega qualcuno. Ecco qua. Apposito 1, apposito 2. A posto. Si può vedere il film intero? Ma ragazzi. Ma che via col vento? Ma ho caricato la serie giusto, sì. Danna. Ah, è vero, così eravamo rimasti che lui è andato al Mid Caffè. Sì. Che ricordi? Oh carino, sai. Eccola, questa è lei. Non mi sembra funzioni così. Stronzi di me. Ehi, dove guardi? Sporco. Ah, giusto per fare una risata che siamo in tema, Sì. senza dire il nome corretto. Secondo te il personaggio nuovo che è stato aggiunto in Persona 5 Phantom X, che nome ha? Ci puoi arrivare da solo? Ma è il nome da combattente? No, il nome di un confident che è stato aggiunto. Inizia con la A. Ah. Sì, proprio quello. Ma c'è stato l'aggiornamento e ho già detto, ah, va bene. Ok. 8500 nomi disponibili. Grazie Ikea. mille. Grazie mille. Ikea. No, di Ikea ce n'è solo uno. Solo uno. Ecco. Signore. Ma Kiko è il cannone dell'attacco di Tenzing, vabbè. Kiko! Vabbè. Sentivo la mancanza, devo dire la verità. Ci siamo trovati a un po' di tempo. Mo' Due mi puntate ce le sembra non si abbiamo. confondere però. Cioè c'è sempre il problema là. Mo con Gigino vediamo un attimino com'è la situazione. situazione. Come si lava Gigi nel caso se succede? Metti caso che si spegne la caldaia, come facciamo? Gigi poi si Salta in aria la città. Così. Da. Palla. La palla prima o poi verrà trovata, penso, spero, credo. Cioè, protagonista è diventato Paolo Bitta, cioè un solo testicolo. Io non mi ricordo se doveva recuperare, però pure il pene, che poi avevano preso anche il pene. No, io mi ricordavo solo i testicoli. Aiden sta cosa, forse perché ormai sta cosa delle palle è diventata, è andata in secondo piano. Sì. Non c'è neanche un indizio su dove potrebbe essere. La palla è a lungo termine. La palla sì, è l'obiettivo principale. Yeah.
Lui non c'entra niente, non lo picchiare. È vero, no, fa pure ristrutturazione a casa. Gigi ha scassato Gigi, potesse faticare pure Gigi, però, scusatemi. Gigi, fai il maid. Recupera i soldi per costruire casa. Attenzione, io resto qui, ecco qua. Però vedete, comunque tornare al lavoro, possiamo stare la giornata fuori. Poi il capo ci caccia. Vedi com'è buono. Posso essere un po' cattivo? Non essere buono, non serve. Non serve. A Bolevero è buona, ne abbiamo dato perché lei è un personaggio anime. Quello. No. Non vuoi che se ne va? Ecco, appunto. Se ne sta andando pure al rallentatore piano piano. Fermalo. Va. Ah, muoio, è fatica, si andrà a comprare la casa. Non mi va giù. Ma perché? Ma va bene, va bene. Tempo passa. La giornata è lunga, voglio. Sono le 6. Ci vuole ancora un po'. Non è passato niente. Non so manco i 6. Si è allontanato un secondo. Quando tempo è passato? È un consiglio personale, più guardi l'orologio, più la giornata non passa, Mamma mia, quello ieri è un maniaco. Mamma mia, è passata mezz'ora, è passata. 50.000 cosa ha fatto? Non resiste fino alla fine. No, ma non è non un ce la fa. lavoro No, per non lei ce la fa. questo, zio. Ah no, aspetta, ci sta prendendo gusto. Sta diventando ebete. Ok, finito il turno. Poi domani ci ripete. Anche se devo dire, ragazzini che lavorano in un Mede Caffè e finiscono alle 10 di sera in Giappone, si dovrebbe magari evitare questa cosa qua. Vabbè. Non c'è nessuno questo. Hai visto? Che effettivamente è vera sta cosa, pure quando andai io là. Arrivata una certa che tutto... Stanno un po' di figure losche, così, un po' di gente sta così, non va a capo, però è un po' triste, no? Deve arrivare pure al tempo in Uganda. No, appare lui. Dai, che ti ha aspettato. No, appare lui. Ah no, lei lo cercava, pensava che lui sarebbe rimasto. Eccolo qua. Quindi volevi che rimanesse. Ah, vuoi? Tu senti, ok, mo me ne vado, torno quando finisce. Tu sei un uomo. Tu sei un uomo buono. Lo sai, tanto la mamma te la dà, lo sai. 1, 2. Aspetta. La prova. Mano la prova. si avvicina. Ecco, ha preso la mano, a posto, fatto. Io vi dovete solo mettere insieme, ma dai. Dai. Oh! Ma lei ormai fa il parassita, scusami. Niente. Gigi è inamovibile, così. È potentissimo, anzi non si muove più. Ok, ce l'ha fatta però. Gigi, tu sarai un compagno di squadra molto... No? Oh, attenzione. Come cazzo di sai? Ok.
Quindi devi imparare a contenere. Io fossi me mi trasformerei pure tu. Però la casa è mezza distrutta. Dici tu, però tanto lo zio ormai. Un po' che più, un po' che meno. Gigi resta concentrato. Gigi resta concentrato. Oh, Gigi. ehi, Madonna, Gigi. guarda là. Gigi, concentra. Però già sta tenendo un sta mantenendo pochino. più di prima. Guarda che ricchino che tiene un po' proprio forte. Comunque si sta allenando da poco. Ehi. Aspetta, Gigi. Aspetta, sta rientrando. Ok, è rientrato. Però ce l'ha fatto. Però questa è una goccia. Bisogna vedere tipo sotto una pioggia fredda. Appena piovere, tu devi combattere tutto il tempo così. La temperatura ambiente ce la fa. Ciao ragazzi. No, sta faticando. Non lo sapevo. Ma in questa famiglia non si parla, cioè nessuno dice un cazzo. No. No! Aspetta, bilancia. Aspetta. Esplode! No, troppo tardi. Troppa acqua. Troppo fredda. Tutti fottuti, gli ha bloccato le mani. Però sto fatto che stai in mutande, vi prego, dategli un pantalone. La sua divisa ufficiale, già. Vabbè. No, manca la nonna, ce la fa. Merda. Ehi! Mi sembra un attimo eccessivo, no? Aspetta, ha sbloccato il power up lei, aspetta. Attenzione. Giustamente, lui basta che stringe le pareti. Ma poi t'ha fatti? Scusami. Lui ce l'ha proprio con loro per quello che gli stanno facendo. C'aveva l'acqua in bocca. Che mossa. Ha tenuto l'acqua calda in bocca per tutto il tempo. No, Gigi, sei ancora pericoloso, Gigi. Quella era tanta, Lozzi, quella era tanta roba fredda. Boom. Dici, ti ha cattato un canzone che non scasso, Gigi. Ti voglio bene. Gigi, tu sei pericoloso. Guarda come scultore, guarda. E così un bravo guaglione, Gigi, pure. Infatti ci sta restando pure male. Gigi, secondo me qua dobbiamo instaurare un dialogo col malocchio. Bisogna un attimo mettere le cose in chiaro. Che sta leggendo? Guarda, con personaggi... È un pugile. Vabbè, tu che hai fatto? Vabbè, dai. Il microfono funziona? Sì, così. Sì. Ok. Mi sembri tu. No, la barra è quella là, si sta alzando. Un cazzotto ti do. Ma non è colpa di Gigi, poverino. Tu più che altro vogliamo fare un po' di allenamento come prima? Questo è lui. Signor Pene. Sì. È il granchio, così. Però aspetta, allora... Signor Pene. Allora non è lui il personaggio mimetizzato. No, magari il figlio. Forse il figlioletto.
È il Canocchiano. Sì, è lui, è lui. Sì, no, dico, Signor Canocchia. Canocchiello. È pene. Questo però avevamo intuito tanto tempo fa. Però quelle due cose... Vabbè. Vabbè, stiamo guardando un anime di un ragazzo che sta cercando il suo testicolo con demoni e cose varie, mo' due cose in testa, capito? Mi insegna a dare i pugni. Effettivamente, sì. Sarebbe un ottimo maestro. Anche che l'altra volta la tua scarica di pugni era veloce ma non sufficientemente Sì. forte. Io. La bella... Bisogna prima mettere tutto a posto, poi ci si riposa. No. In realtà lui gli sta già insegnando. Metti la cera, togli la cera. No, no, è che si è reso conto che l'ha spinto troppo. Non fare così, però. Troppo. Voi siete Gigi, non mi dici che stai sentendo questo e te ne vai. No. E ti devono venire a cercare perché è un problema. Tra l'altro avevo detto, c'è stato un problema col fatto della band dei musicisti a livello legale, perché l'autore si è ispirato a un gruppo esistente, però l'aveva già detto. La canzone però è molto tanto simile a una delle loro. Molto tanto troppo. Quindi ha detto quello, io apprezzo la citazione, però un attimino, e infatti l'autore ha chiesto scusa, ha chiesto i permessi e tutti hanno risolto, da persone civili. Oggi ma è Rocky Joe. Sì. È a Gimeno Hippo. Credo, sì. No, Rocky Joe era una cosa, Gimeno Hippo era un altro, mi pare, ma ricordo. Se serve. Con tutto quello che stanno affrontando qua. No. Si mangia la Milano, orna tu. Mangia salutare. Per questo giustamente vuole imparare a dare i pugni. Io però non credo che il tutorial giusto sia fare è un inizio, lui non sa niente, già comunque è una cosa in vai più. su YouTube. No, ma mica... Cerca lezioni di pugni. Ok. Devi colpire più forte e più veloce rispetto a lui. Quindi come possiamo muoverci? È vero, aspetta, turbo non è velocità. Molto veloce. No, la 2. La seconda. Ma perché? Vabbè. Stronzi di merda, testa di cazzo. Perciò è bello Stalin. Perciò. Quindi ci possiamo boostare. Guaio, va pure tu. Va pure tu, impara qualcosa pure tu. Vai. Potevi chiedere il permesso comunque, senza problemi. Che dobbiamo fare a scuola? Ok, ci troviamo pure con gli orari. Ma perché? Ma che ha fatto? Ma falla venire. Tanto ma viene pure lei. Ecco. Mo esce qualche casino e combatto. Eccola qua, a posto. Effettivamente lei potrebbe dare una mano anche nel training, Beh, perché poi lei si è vista solo, poi non si è vista è pure più. Abbastanza forte di base. Di riempio di schiaffi.
Ah, lo zio, ma qua c'è lui, mi sa. Sì, mo appare lui per Sta forza. arrivando. Dagli un cazzotto a volo mentre sta correndo. No. Vabbè, non ti preoccupare. No, allora non è stata, perché sei tu. Gnocco. Ah, Una caramella per la gola, perché c'ha una voce un po', hai capito? Un po' cupa. quindi sta arrivando. Manicozzo del Settozzo? Dov'è? Dov'è? Questa è l'aula di musica. Sedia persone con lo schermo nero. Come schermo? No, come schermo nero? C'è la C'è lo foto, sfondo quello. di Dandadano. È tornato lo stronzo? Tua madre. Sì, è tornato. Buonasera quello. Ho pensato anche a quello stamattina. Che stronzata. Se So- vuoi la saluto. Sì, salutamela, quello. Stavo facendo Hollywood Animal, Ah, che è ok. uscita la versione nuova. Mi serviva il nome di un film d'azione thriller. L'ho intitolato Acciappa a quello e ho pensato a lui. Comunque non c'è un cazzo. È tutto nero. Aspetta un attimo. Guarda che bel frame, Ma tra tu l'altro. dici la cam che è tutto nero? Che lo schermo se vedi tutto nero ma senti la mia voce c'è un problema, che si dovrebbe vedere lo sfondo e tutto funziona Scusa, vado a vedere correttamente. una live nera. No, live nera. Ti vado a vedere pure io da Twitch. Tu mi fai venire un colpo quello. Che se fosse così che non si vede, io non saprei quale è il problema. Non sto scherzando. No, ha ragione, oggi E non si vede e non capisco per quale motivo. è tutto nero. Mm, tu la vedi la schermata principale qui, Gianmarco? Vedi le Io nostre vedo, da cam? zio. Allora, provo a riavviare un attimo la live, ma non sono preoccupato che non so quale può essere il problema. Stacco un attimo la live e torno subito.